come tutto quello che muoveva mamma Lucia a fare il bene, a dedicarsi alle persone, era che cosa? L'amore. Però lei credeva all'amore di Dio. Credendo all'amore di Dio voleva dire a tutti gli uomini, ma in particolare a quelli che più soffrivano e erano abbandonati: guarda, Dio ti ama e io voglio dimostrartelo venendo da te, vivendo con te e aiutandoti e facendoti sentire che tu sei una persona importante come tutti gli altri, solo che devi scoprirlo. Allora lei dove è andata? È andata in Brasile, siccome lei aveva tutto il mondo nel cuore, è andata da chi? Dagli allagados. Avete visto quelle parafitte? Da gente che non aveva casa, da gente analfabeta, no? E da gente che non aveva la possibilità di curarsi, perché là non c'erano ospedali, non c'era niente, in certi villaggi più abbandonati non c'era niente, quindi gente che moriva per mancanza di medicine, per mancanza di medici. Allora mamma Lucia si è rivolta a queste persone. Allora, le volontarie andando in Brasile che cosa facevano? Non andavano per dire adesso vado là, faccio una scuola, faccio l'ospedale, no, andavano e abitavano come loro, si mettevano come loro. Mamma Lucia non voleva che noi ci presentassimo come delle persone più importanti, no, la prima cosa era l'amicizia. Allora quando la volontaria andava là, andava nelle case, voi avete visto quelle case lì, gli allagados, le palafitte, per andare, per visitare queste case è un po' pericoloso perché ci sono dei ponticelli traballanti, non è certamente l'invisibile, la schifezza se le fa, se le costruiscono loro. Voi vedete che a volte lavoravano durante la notte addirittura e facevano queste casupole con una velocità impressionante. Quindi noi non abitavamo sulle palafitte, però abitavamo vicinissime alle palafitte, per cui noi andavamo a trovare loro, loro venivano a trovarci. Avete visto i lebbrosi? Le volontarie avevano una casetta nel lebbrosario, nel recinto del lebbrosario, e senza paura andavano a trovarli. Guardate che a quell'epoca c'erano degli infermieri, perché arrivavano alla casetta del lebbroso, appoggiavano il cibo e se ne andavano via, da tanto avevano paura di prendersi la malattia. Invece bisogna avere precauzioni, però la lepre non è più così contagiosa. Quindi voi immaginate questi lebbrosi che ricevevano la visita di ragazze giovani, perché le volontarie che andavano là avevano 23-24 anni, queste ragazze che non avevano paura di loro, che scherzavano con loro, perché non è detto che i lebbrosi stiano lì a piangere, no, hanno anche loro cose da raccontare, scherzano, e la cosa più importante è che sentono amicizia. E così le volontarie sono andate fra gli indios, avete visto la volontaria che si chiama Felicità, anche lei che cosa faceva? Andava a trovare, andava a visitarli, aveva comprato una barca, ma prima di tutto bisognava conoscere queste persone e vedere i problemi che sentivano, e dopo insieme a loro si cercava di organizzare quello che quale loro sentivano avevano bisogno, ma con loro, e a volte insieme a loro si andava dalle autorità perché loro potessero avere le cose alle quali avevano diritto, come un ambulatorio, una scuola, però le volontarie erano là. Se qualcuno insegnava, dove insegnava? Nelle loro scuole, capite? Ecco. E da questo rapporto di amicizia venivano delle cose molto belle, molto belle. E come dico ancora, la cosa più importante è che quando voi andate a fare un lavoro così non è che solo date, ma ricevete anche voi.